Iniziamo e così siamo veloci. Io sono Guido Milano, sono vicepresidente della Commissione Pesca al Parlamento Europeo e sono l'unico italiano di questo tavolo. Stuart Stevenson è vicepresidente vicario della Commissione Pesca ed è il nostro capo delegazione. Qui ci sono le carte da visita per chi le vuole. Isabelle Lovin è una deputata svedese, parla italiano. Garcia Hierro è una deputata spagnola. España. La delegación más numerosa en número de diputados del Parlamento Europeo. Ulrike Rodust è una deputata tedesca, relatrice della riforma della politica comune della pesca. Grobarczyk è un deputato polacco. Gallagher è un deputato irlandese. Siamo qui pronti a rispondere. Chiedo scusa, se qualcuno potesse, degli organizzatori potesse darci la lista dei signori, la decisione sul vostro futuro le dovete prendere voi, sia per quanto riguarda il patrimonio alietico che per quanto riguarda le misure tecniche da adottare. And we now have the opportunity to get this reform into the common fisheries policy so that we will have a future that will give us sustainable fisheries for our children and our grandchildren. E quindi questa è l'occasione migliore, l'occasione unica, dicevamo, per poter mettere a punto una riforma che sia tale da garantire il futuro non solo della pesca ma anche dei vostri figli e dei nostri nipoti. Believe me, you have reinforced what all of us understand by the need for regionalisation, and that's the message we will take back to Brussels from today's meeting. Thank you very much. Quindi sostanzialmente avete rafforzato quello che io già avevo capito, quello di cui io già ero convinto, l'importanza della regionalizzazione e l'importanza di decisioni prese in loco. E questo messaggio state pur certi, lo riporteremo a Bruxelles. Allora, non per concludere perché siamo nel corso di un ragionamento. Oggi ci sono 3 o 4 tendenze dentro la Commissione del Parlamento, però sono tutte sulla strada che si sta tracciando. Allora io vorrei in qualche modo rassicurare, tra virgolette, la parte mediterranea, per dire che, primo punto, nella riforma la specificità mediterranea troverà il suo spazio. Ed è un punto. Come si modulerà questo spazio è il lavoro che stiamo facendo. Troverà il suo spazio il raggiungimento dell'MSY, troverà il suo spazio la questione degli scarti, perché non è uguale pescare con una quota o avere una pesca multispecifica. La cosa che è certa è che queste strade saranno percorse. Troverà il suo spazio, io penso, tra l'altro previsto dal regolamento 2006 che doveva essere posto a verifica a giugno del 2013, una rilettura del regolamento mediterraneo più rispettoso degli elementi del Mediterraneo e una specificità, io mi auguro, ancora più personalizzata che riguarderà l'Adriatico. Vi è un ulteriore elemento che è stato un po' il leitmotiv di questa nostra mattinata. Dove si prendono le decisioni? Attenzione, la riforma ha imposto una marcia verso la regionalizzazione. Questa parola deve essere riempita di contenuti. Se qualcuno ha idea che regionalizzazione significa tornare a fare quello che si vuole all'interno degli stati, si sbaglia, perché l'obiettivo comunque del mantenimento di condizioni per le quali
il mare produca, non può che essere un obiettivo generale. Le condizioni di concorrenza per grandi aree che si possono determinare debbono essere comunque coordinate a livello europeo. Allora il punto è: la regionalizzazione significa far diventare protagonisti il sistema delle imprese locali. A me le parole autogestione, presidio territoriale, sentinelle del mare, bene, queste sono parole che suonano positivamente, ma all'interno di un quadro degli obiettivi che non possono che essere mantenuti a livello europeo. Altrimenti noi commettiamo un errore, che è l'errore che può diventare letale per il settore, o può essere l'errore che determina laddove esiste forza e determinazione si vince, laddove esiste debolezza si perde. Allora il punto chiave è: anche noi ci stiamo sforzando, sono mesi che ci sforziamo, per definire che cos'è la piccola pesca e che cos'è la grande pesca. Io vi vorrei lasciare con questa idea: in noi prevarrà una idea che la pesca non può essere divisa propriamente tra piccola e grande, ma può essere divisa tra quella che è selettiva e non selettiva, tra quella invasiva e tra quella rispettosa. Ed è chiaro che le norme che saranno scritte alla fine di questo percorso tuteleranno anche in termini di sostegno tutta quella pesca che è giudicata più sostenibile, più rispettosa, più in grado di ricostituire lo stock. Aggiungo una sola piccola considerazione finale. Vedete, inizia a mio parere una stagione nella quale il mare non può continuare ad essere vissuto come una miniera nella quale prelevare con dosi più o meno, ma deve essere vissuto piuttosto come un campo, un grande campo da coltivare per continuare ad alimentare il reddito dei pescatori, a fornire questa importantissima risposta alimentare, a garantire la continuità in questo settore. Ecco, ora vi ringrazio, speriamo che a noi questa occasione è stata utile, mi auguro che abbia contribuito in qualche modo a risolvere qualche altro piccolo problemino, avere chiaro le modalità con le quali stiamo lavorando, e ci auguriamo che a riforma approvata ci possa essere un maggiore grado di soddisfazione rispetto a ciò che è stato nel passato. Del resto, se si fa una riforma della politica comune della pesca è perché quella che c'era non ha funzionato. Forse volevo chiedere questo. Abbiamo notato che da molti anni si discute di regolamenti europei, regole troppo strette o troppo larghe, sostenibilità della pesca, eccetera, eccetera. Quando i pescatori segnalano qualcosa che non funziona, l'iter per risolvere il problema è estremamente lungo e complesso. Non si potrebbe trovare un sistema per cui, visto che i regolamenti prima o dopo sono sempre da modificare, non si potrebbe trovare un sistema, esiste un modo perché le correzioni avvengano in tempi più rapidi e sostenibili con i tempi di lavoro anche delle persone? Guardi, questo è un problema tutto italiano. Ci sono le incomprensioni col mondo della pesca. Anche stamattina abbiamo parlato del regolamento mediterraneo. Questo regolamento è entrato in vigore nel 2010, ma è stato approvato dall'Unione Europea nel 2006 ed è stato pensato nel 2000. Il tema è: le prime segnalazioni sul cattivo funzionamento di questo regolamento sono arrivate alla fine del 2010, dopo 5 anni che si conoscevano gli elementi. Questo è il punto. Probabilmente una maggiore attenzione del nostro Paese a ciò che accade in Europa mette in condizione tutti di essere molto tempestivi. Vede,
Sulla vicenda dell'Alto Adriatico, io ho sollecitato il sistema amministrativo locale delle regioni a presentare un piano di gestione locale che dimostrasse le cose che questa mattina abbiamo visto sul molo o fornisse problemi. L'ho sollecitato a questa parte dell'Adriatico e l'ho sollecitato anche alla Liguria, perché avevano un problema analogo con il Grosseto. La Liguria ha presentato un piano di gestione ed è stato approvato dopo qualche mese. Dall'Adriatico ancora aspettiamo la proposta. Non è l'Europa. Ecco perché ho voluto rispondere io. Non è l'Europa, è anche il funzionamento delle nostre dinamiche italiane. Non so se Stuart vuoi aggiungere qualcosa. Only affects the Veneto region or the Adriatic. This is a problem that we see again and again across Europe, and it's a problem that has come about because of the present way the common fisheries policy is operating. And now that we have a co-decision process, to change a regulation or to give a derogation to a regulation, it means it has to go through the process of the Commission make a proposal, the Council and the Parliament have to look at that proposal. I mean, that is a time-consuming process. We have to completely reform that process. We have to change how all of that operates to speed up the process. Questo non è un problema della Regione Veneto, non è un problema esclusivo dell'Adriatico, è un problema che riguarda tutta Europa e riguarda la gestione della politica comune della pesca. Ora che abbiamo questo processo di codecisione per approvare un cambiamento, per concedere una deroga, il processo è complicatissimo, proposta della Commissione, studio, esame da parte del Consiglio e del Parlamento, insomma è un sistema complicato e lungo che va riformato. And that's why we are looking at a solution under the reform of the Common Fisheries Policy, where the Commission will set the framework for the future of the Common Fisheries Policy, but then devolve the day-to-day management responsibility to the Member States, and the Member States will devolve responsibility to the regions. And the regions in turn will give responsibility to the producer organisations, who will on a day-to-day basis decide on effort limitation, decide on technical measures, in the consultation with the region and the member state. But at the end of the day, enforcement will be the responsibility of the member state, and if enforcement is not properly enforced, the Commission can then take back control. È per questo che nel quadro di questa riforma quello che noi vogliamo è che la Commissione istituisca un quadro e nell'ambito di questo quadro la gestione quotidiana, la responsabilità venga devoluta agli Stati membri, che a loro volta la devolveranno alla Regione e a sua volta le Regioni alle organizzazioni dei produttori, che si occuperanno della gestione quotidiana in consultazione con Regioni e Stato nazionale. Quindi alla fine l'applicazione della norma spetterà allo Stato, Regione, organizzazioni dei produttori, e poi nel momento in cui la Commissione dovesse riscontrare che questa norma non è applicata nella maniera dovuta, allora interverrà e si riprenderà il controllo. Mit einem Fischereigesetz, das bis 2014 gilt. Bis 2014 gilt. Was wir jetzt alle machen, ist ein neues Gesetz, das ab 2014 greift. Und das Tolle und das Neue und das Begeisternde ist, dass jetzt 740 Abgeordnete genau hingucken, was da passiert. Und die Fischereiverbände und die Naturschutzverbände und alle, die beteiligt sind, jetzt jeden einzelnen Abgeordneten auffordern können, zu handeln. Das macht die Sache kompliziert, aber für die Menschen viel leichter. Quello che tengo a dire è che attualmente la vigente legislazione nel settore della pesca andrà fino al 2014. Quello che stiamo facendo adesso invece entrerà in vigore a partire dal 2014. Ed è entusiasmante, sono cose nuove, sono cose molto belle e tra l'altro esaminate da tutti i deputati del Parlamento, 740 del Parlamento. Quindi le associazioni del settore della pesca, del settore della protezione ambientale potranno partecipare
una cosa complicata ma sicuramente molto